Dopo le dichiarazioni del dottor Rigoli sulla perdita di potenza del virus ad oggi, il presidente Zaia è tornato ad affrontare il tema delle mascherine. Il tema non è esorcizzare la mascherina e metterla sul banco degli imputati, il tema è di dire che la mascherina per un po' di tempo ce la dobbiamo avere in tasca, in borsa, da qualche parte. Se c'è un minimo di assembramento, indossiamola. Se riteniamo che il luogo nel quale stiamo andando abbia necessità, cioè se noi entrassimo in un ambiente dove c'è polvere in sospensione, ma c'è qualcuno che sta spolverando, non so, c'è qualcuno al compressore che soffia uno scantinato e avete la mascherina del coronavirus, voi cosa fate? Ve la indossate e dite vabbè non sarà coronavirus ma mi riparo. Considerate che poi diventerà un elemento che utilizzeremo, no? Anche perché avremo una cultura rispetto all'assembramento che è diversa rispetto a quella che avevamo prima. Intanto continua la polemica tra Roma e Zaia sulla data delle elezioni. A tutt'oggi il governo italiano non ha fissato la data delle elezioni, questo deve essere chiaro a tutti. C'è la finestra, ma non la data specifica al presidente, che ribadisce quanto sia fondamentale l'Election Day. Se il governo mi convoca l'Election Day il 27, vuol dire che io spreco 14 milioni di euro, non approfitto dell'Election Day perché vi ricordo che l'Election Day che vuole fare il governo ci vuole mettere il referendum. Quindi non sarà solo un election day regionali e quel po' di comuni che andranno a votare, ma sarà un election day per tutti i comuni e per tutti i cittadini perché c'è il referendum. Quindi per onestà dico che noi auspichiamo che l'election day sia il 20. Ovvio che se questi ce la mettono il 15 di dicembre noi a questo punto convochiamo il 20 di settembre.